¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras para mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esto lo seguimos en el after party. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea. I like your boom boom girl. Hey, ya vi que estás solita, acompáñame. La noche es de nosotros, tú lo sabes. Que gana me dam de guayarte, mami. Ese ram pam pam, yeah. Esa criminal como lo mueve es un delito. Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito. Tienes criminality, pero te doy fatality. Vivete la película flotando en mi gravity. Cari pone la regla, quiero que obedecer. Mami no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás. Échale, échale pa'lante y pa' atrás. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea. I like your boom boom girl. Con calma, yo quiero ver cómo ella lo menea. Mueve ese boom boom girl. Tiene adrenalina, mete la pista, hazme lo que sea. No, molto bella perché sono tutti amici e quindi è stato divertente stare con loro. Momenti un po' Vabbè, difficili, momenti un po' tutte. difficili perché ci sono i momenti in cui non riusciamo più a andare avanti, a non ricordarci la parte, però fa parte del gioco. Va bene. Quindi è normale, però. Qualcosa che in questi mesi in particolar modo ti ha colpito? No, mi ha colpito insomma l'unione che ci sta e la complicità, che comunque ci sta sempre in una compagnia. Qualsiasi rappresentazione si faccia c'è sempre la complicità, perché altrimenti è quello l'anima di tutto, secondo me. Io sono Miss Rosy, faccio la signora americana, diciamo così, tranne le pantofole, le sono per comodità. È stato molto bello, ma in generale tutti gli spettacoli, la preparazione degli spettacoli è sempre bella, sono sempre nuove emozioni e speriamo che vada tutto bene. Nulla, siamo abbastanza emozionate perché tra poco iniziamo e comunque Le mani tremi. sì, perché comunque siamo abbastanza emergenti, non recitiamo da tantissimo tempo, quindi comunque sono nuove esperienze queste. Veramente non so che dire, mi sento in ansia. Questo pure è bello. Mi sento in ansia, anche se quest'anno una parte piccolina, ho sempre quell'emozione come se fosse una parte grande. Beh, un piccolo o grande effettivamente bisogna andare sulla scena. Però sono quelle parti dove quel poco serve Certo. per concludere il tutto. È importante. Io ma la mangio però. Non possiamo, ma lei. Sappi che pizza Pizza? La foto con la videocamera è un po' difficile, però va buona. Siamo lì. 3 erano le pizze, non è 3 su. Hai qualcosa su questo gruppo di ragazzi? Va bene, questo è il nostro gruppo, una parte del nostro gruppo. È stato Ci stanno delle ragazze speciali quest'anno. Bravo. Quest'anno noi abbiamo trovato delle ragazze speciali. Io sono male che la occa così. Va bene, io mi auguro che si mangiano sempre. Ma ci stiamo guardando. Comunque la commedia senz'altro sarà una commedia molto spassosa. Va bene, ognuno sa quello che fa. Ci sono alti e bassi, però sono sicuro che daranno tutto per fare in modo che lo spettacolo riesca come io esigo, che il pubblico deve acclamare, perché noi siamo per il pubblico, senza di loro non siamo niente. Sono 2 anni che manco e vedo molte facce nuove, però dalle prove sembra che vada siete tutto stati bene insieme, siete divertiti. Sì. È sempre bello recitare con gente che comunque hai visto per tanti anni, l'hai seguiti, li sei andati a vedere prima e mo fai parte del loro gruppo, quindi speriamo bene. Ho fatto le ultime settimane le prove, però ho visto che comunque tutto il gruppo era molto affiatato a riuscire bene in questa realizzazione della commedia. No, sì, ok. E niente, spero che vada tutto bene anche per loro queste 2 serate. Ho fatto le prove con questo gruppo e ho fatto anche le prove della canzone, questa sera canterò, è la prima volta che recito e sono felice di essere qui stasera. Beh, come al
solito ovviamente c'è l'ansia da palcoscenico, ossia quando ogni protagonista, attore o compagno che abbiamo durante tutto l'arco della giornata, però riusciamo a combatterlo con la nostra forza di volontà e con la nostra passione per il teatro. Ringrazio soprattutto Ernesto Di Liddo che mi ha permesso di essere qua oggi e che mi ha dato la possibilità di interpretare un ruolo modesto dentro la commedia. È stata una cosa così all'improvviso, ho iniziato con una piccola parte, io faccio Annuccia e per 2 sere, l'ultima sera farò Angelina. Vedremo come andrà, però è stato molto divertente anche perché non avendo mai partecipato ho visto tutti i retroscena, come si evolvevano le situazioni. All'inizio nessuno sapeva quasi la parte e quindi poi vedi man mano come si costruisce il tutto e alla fine uno vede il capolavoro finale e speriamo di far ridere. Ridete anche voi! Allora, dopo mesi di prove siamo arrivati finalmente alla prima. C'è sempre l'ansia anche dopo tanti spettacoli, però è sempre bello salire su quel palco ed emozionare le persone. Sono un esordiente, è la prima volta che calco il palcoscenico, speriamo che tutto vada bene. Bravo. Grazie. È sempre la prima volta, è un bellissimo gruppo, litighiamo, facciamo pace, litighiamo di nuovo, facciamo pace, è come una grande famiglia. No, le prove, come diceva Maria, sono sempre così, ci si bisticcia per trovare un accordo comune su qualcosa, poi alla fine quei bisticci ci uniscono, ci rendono più forti ancora. Abbiamo fatto un bel lavoro, siamo stati bene anche quest'anno tutti quanti insieme, qualcuno è arrivato da fuori nuovo, si è aggregato in corso d'opera, qualcun altro, però siamo contenti di quello che abbiamo fatto, è stata l'ennesima bella esperienza. Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, ti ringraziamo ancora una volta di averci dato la possibilità di calcare le tavole di questo palcoscenico. Siamo degli ultimi dilettanti che ci diventano delle altre spese, lo facciamo senza perfezione, con modestia e non vogliamo calpestare oggi, non vogliamo imbancare i grandi nomi, ma vogliamo essere guidati per il mare, affinché possiamo regalare un sorriso o un attimo di serenità a chi è venuto a sentire. Ma se tutte le luci si spegneranno, fa che il faro della tua grande bontà ci illumini per la retta via. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e noi i nostri debiti, come noi rimediamo ai nostri debitori, non ci giungi in tentazione, ma ci da male. San Giovanni Giuseppe e San Giovanni Bosco, dacci una mano e fa che tutto vada per giusto e per il bene. Prega per noi. E al Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. E per la Don Bosco. Signore e signori, buonasera. La filodrammatica Don Bosco è lieta di rappresentare la commedia napoletana in 2 atti Don Pasca fa acqua Pip di Gaetano Di Maio. In uno dei tanti bassi napoletani degli anni 50, la miseria cronica e il desiderio di riscatto avvolgono le vicende della famiglia Cicillo Speranza. Sì, avete capito bene, Speranza. Forse il cognome è proprio il più adatto a queste persone che vivono il loro quotidiano alla ricerca di un futuro migliore. Chissà se ciò avverrà, lo scopriremo presto assistendo allo spettacolo che tra poco avrà inizio. Grazie e buon divertimento.
avere sentimento, danza scovascia da mattina a sera, ma chi si dice perse il cervello, ma come se c'è questa maniera, e invece voglio bene una figliola, che sta in tuo vascello e vasciaio. No, sto vascio non è vascio, è una regge a meglio regge, e sì signora vado e masterasce, e sì signora mamma e baglia secce, ma ne fatta che la vita che era vera meraviglia, capisci che è nata là. Maria? 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 Angelina? Maria, dove sta? L'ha visto che stai passando? Angelina, tesoro. E se volevi passare, non voleva a dircelo. Ma allora è come Ricky? Non vieni più, sei scordato, sei scordato! Sei scordato pianoforte. E che a mamma l'ha accordato ora. Ma sono 3 giorni, ma non so come. Ma tu viro tutto nero. Bella mia. E pensa una volta al bene. E si è avuto un incidente. Si è fatto male. Si sta ospitato. Si l'hanno arrestato. Come dire celesta. Dico per dire. Angelina, mettete in capo. Capo hanno 2 donne. 100, non si può. Ma tu che ti metti paura? La famiglia sono gente troppo importante. Beh, io proprio la sera ho visto un cinematografo. Maria! Lo sapevo. Ecco la mia dolce sorella che mi ha perduta. Caramella! Cioccolatina? Ma tu lo scordi cosa mi sbuccia il patà? E perché che sto facendo? Non ti preoccupare, sbucceo. Vabbè, nostro fratello, non ti preoccupare che sta bene con me. Che stavamo dicendo? Non mi ricordo. Nemmeno io. Mannaggia, era una cosa buona, ma non mi ricordo più. E che è successo? La tua! Papà! Papà, si ti è fatto male? No! Ha sicuramente rotto qualcosa. Ma la dico io. Ah, c'è sta Martella. Buongiorno, Cicci. Buongiorno, devo dire una cosa a mia figlia. Che? Angelina, cuore di papà tu, luce dei miei occhi. Papà, ma già sta lì stamattina. Che lo faccio? Avrete ridà la credenza. Perché fino in modo che fatta, ci mise sotto in coppa tutte cose. E beh, di combustibile, solo una caparaglia c'è sta. Combustibile? Di combustibile. Commestibile! Angeli a papà, io sono ignorante che la panza piena, figurati quanto tengo fame. Ma io quando non faccio marina prima mattina, mi fa tutte cose storte. O tengo male a uscire. Papà, aspettiamo un po', bene mamma e vedremo se ci porta qualcosa. Aspettiamo. A proposito, è stata un pure un certo cubietto. Questi sanno mangiati i cumbietti e pure la pugliese. Angelina e papà, oggi ne abbiamo 15. 15? Sanno poco. No, scusa papà, sono stata io. Sei voluto poco nervosa. Sono io dove tirare se ne sono voluto rubare le fogliette appresso. E l'hai messo la coppa. Ma tu guarda un po', sapete che per me scadenze sono importanti. Che scadenza? Le date, mia figlia mi capisce pure. Può essere qualche data, qualche ricorrenza e uno si scorda di mandare gli auguri. Ecco qua, oggi 12 novembre. San Giosafat, questo è un santo che mi piace, è un bel santo economico, non conosciamo nessuno che si chiama Giosafat. Mi sono ricordata! Che cosa? Che uno che si chiama Giosafat? Ma non signore, papà, stiamo parlando con Maria.
Stiamo parlando di un film che avevo. Ah sì, brava! E che cinematografo! Angeli, e che chiaro che mi sono fatta! Era figlia di un conto. E era figlia di un guardiacaccia. Ma si volevano un grande bene! E che la mancava più. Allora, o padre chiamava prima essa e poi essa e le facevano un ragionamento. Tu che dici che uomo per forza? E allora io ti caccio dal castello. E quando non avrai un tozzolo di pane da mettere sotto i denti, allora tu ti imparerai che la fame è la più terribile delle sventure. E aveva ragione. E io cicci, ma essa però era tosta. Chi lo può amoscere, non ti preoccupare. Signor papà, voi che decide? Così, così e così. E allora io vi dimostro che la fame e il mangiare non contano niente. Come? Signor papà, la fame non ci esiste, la fame non è niente. Ah, allora chi era pazzo? Papà, per favore, facete così. Anzi, sapete che vi dico? Io, anche se mi resto dentro al castello, non toccherò più uno schizzo di cibo, fino a che non vedrò Isabella mia. Senta a me, chi secondo me faceva avvenire? E un cicci. Guarda te, chi sicuramente qualcosa di nascosto se lo mangiava. Niente, un cicci, niente. New York, Naviorn, fate posto, e si tutto sta ancora. Con tutto che non mangiava? Con tutto che non mangiava. Se non che, un vecchio servo fedele, causa aveva piccirillo. Di tanto in tanto, a le portavo qualche cosa. Hai visto? Teneva ragione, qualche imbroglio ci doveva essere per forza. E un cicci, ma che non toccava niente. Un lattiello, tartufiello. Le portavo 100 coppe d'argento, con brode purparillo. Non ci capite? E coppi d'argento con brode purparillo. E a così mi pareva. Ma issa, niente, niente e niente. Allora, una notte, servo fedele, che fa? Piglia essa e attraverso un antico passaggio segreto che nessuno sapeva, la introduce di notte tempo vicino a essa. Figuratevi, sta appena amaretto! Ah, piglia essa la mangiaia! La mangiaia in pace! No, io dico proprio se la mangiaia è morsa! E un cicci, qui volete sempre pazziare. Comunque, per una portare lunga, alla fine chi vinceva? I seis! E dica no, un cicci, queste sono vicende vissute! Te, tu sai che tiene in casa! Che tengo un cicci! Tieni! E patate, Maria! È un logo di tesoro quello che tiene! E patate, stanno chiamando, ti stanno aspettando! Pure io ti sto aspettando. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Ecco l'altra mia dolce sorella, mo vengo. A proposito, c'è essa che la caparaglia, un bello ma la faccianza là. Facci pazienza, Angelina, ti passano spedellare. Ah, sì, aspetta, mo vado a controllare. Manchi più la caparaglia, prima. Come dite? Ah, no, dicevo... Oggi mangiate patate? Oggi solamente. Chi è nostro fratello ce va pazzo? Qua pasta, a panzarotto, a domenica fritto, ma è buono. Che le patate, piacciono pure a me. E mica sulle patate. Ma forse fratello non te tutte e due. La patata è bella, la patata ci vuole. Ma voi guardate a casa, una harina, no? Dice, ma no, è che se ne nasce sotto che prima mangi io. E invece no, Poi vi una bella patata michesta, la pulite, la tagliata a fette, arrostite, un po' di sale, un goccio d'olio e poi... un cicci, chi ce l'ha arrostita la prima fa? Io sto prendendo la patatita acuta. Tu stai pigliando? Ma tu qualcosa pure a me. Tieni la getruata. Buona giornata, Nanni! La che cucinare! Mangiate con me! Ma mamma! Ma aggiungite pure, hai mangiato con me. Oh! E capisci, ma mi sto spezzando i bracci. Voi fate che porta cadere? E che porta, e che pazzo portaggi fatta la spesa? La spesa? È stata ferma, c'è un logo. No, ma Vedi che fai, che mi fai fare tutte cose. Ma io volevo sapere. Te spiezza la patita, stata ferma. Ma ci fate pochi spesi. Sono aiutato un beccaio, perché hanno pochi capretti, voi si fa appiccicare un pochino. Ma perché non voleva? Sì, ma non voleva. Niente, che le sembra per vecchio, per non mutare, ma voleva per forza un capretto sana.
Ma io come ne faccio tanto capretti, ma prego? Vabbè, c'è, ci mangiamo pure di mano, no? Tu ti mangi guarda, però io non prima, finisce. Non c'è, io mi mangio pure la roba l'anno passato. Ma state zitti che tu tieni i vizi della Rosa Maria. Tu mi fai la media roba. Ah no, che se non sta bene, non c'è. Un signore lo fa desiderare. È peccato buttare. Si prova la vita di Tara nella Mi sta beva che sta. Come facete su capretto, una concetta? Sì, come facciamo su capretto? Come facciamo? Come le piace a esse, che il patanelle. Che già fa? Quando sua eccellenza i maccheroni ne vanno a nicchio, poi ci piace c'è taffellata, poche mozzarella, frutta e verdura abbondante. E se dico prima mamma ti faccio pure dei pezzelli fritti. Il pezzello fritto? Il pezzello fritto! Giunga allora, state ferma, che si può fare un ritmo, ciucciole prima e poi a tavola non mangia. Io la verità, non può mangiare, faccio sparare, e qualche debito tu devi. Qualche fine mese che la sacca vagante la trovo, ma a tavola sciacqua rosa e viva agnese. Facito buono, poi 100 anni e con buona salute. Grazie. Grazie, Angeli per l'aria. Come circa tu a me? E patate tagliate, che le sto dando. E che dannazione sta patana, con permesso? Buona giornata. Buona giornata, buona giornata. Finalmente! Mozzarella, non sa mozzarella! E pezzello! Non sa che pezzello! Ma quale mozzarella, ma quale pezzello? Che ci sono i panni sporchi del signore Caggialava! Che stai delinquenza! Al momento mi faccio la camisa sporca! Quando tu mi domandi innanzi alla dica già fa. La già fa sapere a tutto quanto che sto facendo la tavola alla lavannata. Cicci, io voglio che la gente sappia che sto buono, che i magni, io non voglio fare compassione a nessuno. Io, cambia zucca, a già camminare a fronte così, Cos'è? Tu puoi camminare a fronte così e te ne pure la panza abbuffata così. Altrimenti la panza si azzecca con i ricchi e la fronte fa così se la panza non è abbuffata così. Hai capito? L'emergenza appiccicata è perduto tempo, non tengo a corda. Faccio la mamma. Se vai andare a bussa e porta la pastiglia. Va. Ma insomma, Concetto, oggi non hai fatto proprio niente. Niente, nessuno mi ha pagato, mi hanno rimandato tutto quanto. Ma sta gente che fa i riempie non la capisco proprio. Mo l'unico bucato che tengo a consegnare è che la signora Sperandeo, cassaforte, e torna a fine settimana. Cicci, ma tu non hai fatto niente. Concetto, pensa che Gesù per nascere povero se scegliete un padre falignano. E io volevo sempre Gesù innanzi a lui, ci viene a scegliere un marito falignano. Ma dimmi una cosa, ma sto bucato della signora Sperandei, sono panni importanti. Hai voglia, Cicci, chi le stiamo preparando? Correte per la figlia, coperti perché, lenzuola ricamate, federe, tovaglioli, camicie e cuscine che cifre. Uè, ma tu che stai pensando? No, pensavo, no? Che un canino, un pignatore, o correte solo piglia, su io si m'impignare. Ma Nico, ma tu non volessi impignare o correte la signora Sperandei? Ma lei te che non ci stanno. Ma chi io che? Tu l'ultima volta, quando mi impignati in zona la marchesa, mi hai fatto il cuore ballare. Ma tu quale cuore ballare? Quello è un canino, è un mio carissimo amico, e alla fine uno sgarro non me lo facesse mai. Bel zebù, bel fagorre, lieve da rindirrecchio, non mi tantà. Allora oggi non mangiamo proprio. Non mangiamo proprio. Io non tengo fame. E come si dice? Non facciamo passare l'acqua. E fa qua, papà. Magari ma fa quando tu non hai fatto niente. O sapete, mo cominci a dire in faccia. Che ci posso fare io? Forse è per mancanza di volontà? No, io mi trovo in un momento provvisorio di miseria cronica. E questo perché volete lasciare un ratello faligname per mettermi in proprio, per migliorare. No, Cicci, chi le te l'ha cacciato? No, Cicci, chi le te l'ha cacciato? E poi se me la cacciava a me.
Oggi chi lo va dicendo così per farmi concorrenza sleale? No, Cicci, chi è una cacciata per tutti i guai che l'avevo combinato. E qua che l'hai combinato? Ah, che la tavola che io cercavo di squadrare non nasceva mai quadrata. E poi all'ultimo mi accorgetto che lo squadro era storto. Cicci, chi non è lo squadro, è storto. Chi lo destino nostro è storto. Angelina, pigliami. Modestamente sono nata di umili e miserabili origini. Cicci mi volevo migliorare, mi volevo lavare la faccia a cospetto del mondo. Volevo lavare un'ombra alla famiglia mia da tutte le umiliazioni subite. Cicci, e lava la faccia, e lava un'ombra, sembra lavare soffrenuta. Sordolina, e nell'eredità Cicci, lavannara non, lavannara ma e lavannara io. Ma avete chiamata? Stiamo lavando i tuoi pannucci. No, tu i pannucci ne ha la mamma, e a te ci mandano a scuola. Vabbè, ma era povera la mamma. No, la mamma ha lavato cosa, ma non che i pannucci. Aspetta, mamma, aspetta. Macci, ecco qua. Vedi, ma ci ho buscato 2 uova fresche. 2 uova? E zucatella, mamma, zucatella. Chi? E allora chi? Ma forse 2 uova, 2. Solo per essi sono gassai, guarda quanti... Ma quali sono gassai che le fanno salute, ma state zitti, mangia mamma. No, mamma, non tengo cene, non tengo fame. Come? Non tengo fame! Imparatamelo pure a me sto segreto. Mamma, tu sei piccerella, stai tornando a faccia. Mangiatela, mamma, voglio... Aspetta. Cicci, fanno poco rotto, fanno poco pane, forza, vai, convincilo per piacere, lui che se ne sta scendendo in vaga, va. Ma non mi dire. Va. Angelina, papà, non far così, ci fai preoccupare, guarda mamma come è preoccupata. Qualcosa di mangiare, tu stai poco sciupatelle, un uovo solo, uno te lo mangi tu e uno me lo mangio io per fare compagnia, uno tu e uno io, uno tu e uno io, uno solo. E babbo, radamelo qua, non come dici. Ma l'hai fatto? Ma l'hai fatto? Tu c'è chi mi ha la forza l'altra. E allora che tena? Ma che tena? Ma cacciate me! Mi ricordo che mi aveva ricordato una cosa. Ma non mi ricordo che mi aveva ricordato. Aspetta. Cicci, vai. Mangi vai. Hai che se ricorda che sai ricordando, se ricorda che concetto, quando si ricorda una cosa un po' da riccia. Cicci, che sta vogliono che sa a te. Ma là, fammi occupare. Vai. Sacci che te, che è la stessa cosa, la figlia non guarda caccia. Che cosa? Vasillo, non c'è i coppi argento con prore purpaint. Ma perché che va trovare prore purpaint? Non c'è l'amore. Il vecchio servitore fedele. Cicci se ne innamora di lui, che servitore? E io un bel po' papera. Angelina, mamma, date che ti faccio tu, i cervelli, Bate che i vecchi non sono buoni. Uno si può infatuare, ma se mamma gli smenzi che poi passano, mamma, non battiamo proprio, Ma chi, mamma, non vecchia a me? Ma guarda mai, papà si riferiva a un film. Ma perché tu si gioca al cinema? Però prima io secondo tempo sono venuto a venire in cassuso. Tanto ci dico, ma poi tu tieni anche un bello giovane, povero, uno studente. È vero che non tieni ancora né ci lava, né terra la camera, ma almeno figlia mia, tu sai leggere. Tu sai scrivere una lettera a mamma? Una lettera? Ma mi sono ricordata! Papà, 4 giorni fa arrivai una lettera. L'ha girata pure? No. E allora l'avrei messo dentro il segreterio. Però papà vuole però, No, che ti ha detto sempre, questa è pericolosa. Come arriva una lettera a 4 giorni non paraio. Non c'è chi lo potesse l'indini sfrattere un po' prendere un proprietario, chi si ci vuole cacciare fuori, andiamo a vedere quello che chiede. Ci vediamo, mamma, giocatelo. Volevo Angelino, parte fresco. È passato. E ci parlava. Sta così.
Caissimo non può trasire da casa tua, ma fatto capire che sta un po' di sentinella. Ma fra poco passa per Cannanza e passando, senza guardare in te mandano un saluto. Ma allora non sei scordata, allora mi penso. E grazie Rita, aspetta un momento. No, con tutto questi scandali là non mangia a pigliare. Papà, avete visto? L'ho già fatto contenta. Mi sono zuccata tutte e due l'uomo. Brava, brava. Grazie. Come sono contenta. La lettera l'avete trovata? No, niente, non si trova. Ma come? Non sono segreto. Non ci sta niente. Ma vado a vedere io. Vieni, Maria. Che ce la passa pure la linea, Guarda te, ma perché fai così? Ma ce l'hai visto con me? Ti tengo fame! Andiamo! Chi? Che roba è qua? Sono cioccolatino! Ma di mamma no! Grazie! La voglio bene! Poi, va dentro, ma chi sì? Papà, sei trovata! Vabbè, mamma! E mo corro subito in onda. Ma chissà quando passa? E non vedo nessuno! Aspetta un poco, forse non ha avuto il lancio. Permesso! Scusate! Sapete con me, io quando faccio l'esattore in questi quartieri popolari, tengo sempre paura che busco. Questo mi fa animale. Noi teniamo comprensione. Grazie tanto, anzi, non approfitto che state qua, si sparagli e venire a ride. Ma non mi Ma sono mamma e papà. E allora per me mi hanno visto. Ma no, il signore stanno un poco nervosi. Figuriamoci. Ecco qua, favorite. E cosa fa? Ma già da vedi. Sono che ho ricevuto il padrone di casa. Che mi date a fare? Chi è mio fratello non è stato ancora provato. E allora vengo rimane. E come venite a fare? E manca rimane, già. Manca la prima e manca chi la rimane. E quando voi cavaliere dice fate la voce grossa, alluccata. Oh. E vabbè. Facete una cosa. Ma facile, ma come mettete voi? Io lo so, voi siete brava gente, da quando è morta mia moglie, oggi mi ha trovato l'esaurimento nervoso. Pensate che la settimana scorsa, fin da Novascia, tutta la famiglia mi sono mai in volo mi facendo nero. E come si può fare? Intanto io non la fatta, ma sceppare. Io poi non sono io sono mandato. Io sono comandato! E vabbè, ho chiamato mamma e papà, No signore, non posso. Stanno leggendo la lettera. Io me ne già io, tengo che fa. Una concetta! Don Cicillo! Evviva! Però mi hanno accolto bene. Non mi pare che stanno allegri. Io non dico sempre, poveri ma allegri. Sono io invece, da quando è scomparso quell'anima santa. Quell'anima benedetta! No, non ha cominciato a chiagnere. Noi teniamo con malaugurio. E vabbè, ma manca che aiuto, ma posso fare più. E vabbè, allora vuol dire che venga a fine un mese. Don Cicillo! Ma chi è? Un momento! Io dico, capo, vattene, sono sicuro che mi hai ammazzato. Ah, siete voi? Ma da volta che sta? Mamma mia, chi se lo è passata? Ma signore, io non sono io sono mandato, io sono comandato. Angeli, i galletti, i notizie. Ma mo non so se ci lo può far sapere.
Mamma mia, chi se mi pare la morte che parla con lui? Io sono mandato, ma come che si cavaggia noi? Che sono? Leggendo. Ah, e se sapeva leggere e scriviste per qua, aspettate, ma per di lui. Cicilla? Un momento, mi sto facendo il manicure! Manicure? Che non mi danno 40 zucchero. Senti, ma perché non veni a casa? Se non c'è questo questo momento, ma ti avvicinato a voi, io sono comandato! Eccomi qua, chi mi può? È un simpaticone, favorito. Sono favorite. Grazie tante! Finalmente mi pagate, meno male. Che cosa? Mi pagate. Ma perché che roba è? Come che roba è? Il ricevuto del padrone di casa, il cavaliere mi hanno avevanato voi. Nicola Saporito. Io ma pensavo che erano richieste di gente bisognosa che voleva essere beneficiata da me. Da voi? Ma mi sentite buono, non ci Cugè, cosa mi si sente buono? E chi che ne sa avrei fatto noi? Angeli a mamma che lettere, che notizie? Che volete? Tenete. Ma che se cavai da portare? Sentite, ci sa così a su Nicola. E chi è Nicola? Volete dire il cavaliere, don Nicola? Non c'è il cavaliere! Ma io non capisco! Don Nicola! Ma insomma! Ma perché cavaliere? Perché te ne hai soldi? Perché te ne hai donato? E allora, da domani in poi, anche io voglio essere chiamato Cavaliere Don Ciccio! No, Cicci! Commendatore Don Ciccio! Commendatore, voglio essere chiamato commendatore Don Ciccio! Ma perché è stato sabato ieri, avete preso la quaderna! Cugè, siamo pure in briccio come mi senti in questo momento! Già, ma dici sicuro? E decidi! Io so mantenere il segreto, io sono tedesca! Ma il tedesco? Allora ci dici ma fa? Cugè, diciamo tu come mi sento io? Se sente, caroppo, 20 anni, torno frate d'America che se ne vede qua, rinda a casa nostra. E capite me a mamma? Viene papà Natale dall'America, che sta la lettera a mamma? Che bella cosa! E te ne sai male? Ma avete pazziati, che vi dice che stracci cartinile come niente fosse? Cugè, e quando dice i 20.000, 100.000, perché là ci stanno carte tutti in maniera. Ma che gioia, che soddisfazione, pure per me, che mi riesca a da st'inferno. A proposito, e com'è che chi sta andando non va mai mandato niente? Ma vero, come va? Mo che faccio a dicere, quello concetto si dispiace. Quello veramente, mio fratello, stava un po' in tuzzo con mia moglie, perché dovete capire, mio fratello alla signorilità c'ha sempre tenuto e non voleva un matrimonio con concetto che fa la pannata, insomma. Cicci, ma tu che stai dicendo? Io portai una dote e l'ultimo soldo servettano papà vai Cicci! L'ultimo soldo servettano papà va un viaggio a Francia. Catania stava in 2 frantumazioni. Vabbè, Cugè, mo fornimmela qua, perché quello tra poco arriva e ha già pigliato la stazione. A chi aspetta, vai, ma la stazione è lontana, io avessi pigliato da sì. Abbiamo da sì. Ma non ti ricordi che è l'ultimo soldo ha speso per fare la spesa? La spesa? Ma si tratta di Renato? Non ci ma voi a me non mi stimate proprio. 500 lire vi basta? Penso di sì. Ma state comodo. Ma figurato, Rogicci. E permette che hanno quell'andono come va bene finire la stazione. Ma se perché sto aspettato? Ecco qua. Rogicci, se ne volete ancora, non vi facete problemi. Tanto che pigliate coppia i soldi del cavaliere che ha incassato. No, ma possono chiesto. Io non so se l'ha accettato. Questo sono 10 lire. Tutta una lira all'uno. Ma sempre può servire. Qualche regalia, qualche mancia. No, ma ti pare che poi mio fratello mi fa pagare a me? E quello tu non lo conosci, non sapi da mio fratello. Da voi, Cicci, portate. Pure per non fare che fai papà, sempre tutto cosa che si fa brutti, vabbè, allora a buon rendere, Io poi ci sappiamo di sto obbligare, Io voglio solo capacità con mare quando mi sposo. si capisce, figlia mia, si capisce,
Ya, Don Ciccino, ya. Scusatemi, cavaliere Don Ciccino, andiamo, accompagna più da sì. Andiamo tutto quanto a accompagnare, voi forse non mi credete, ma a me tanta l'emozione mi tremano i gambe. No, guarda. Angela, se mi fa venire una cosa, fammi per il primo numero tutto insieme come è fatto e poi mi fa venire, Ma vieni C'è permesso o non c'è permesso? Ma poi tra sei zitta e tanto saluto a papà. Vittorio! Angelina, sconfitto mi hai chiamato, sconfitto. Sembra papà. Lungo come la roccia. Si capisce. Tu mangi tutti i giorni. Oh, Angelina. No, niente. Ci volevo dire. Ma tu ci hai parlato buono con papà? Angelina, è sordo, Angelina, è sordo. E figurati che ci sempre messa così. Io fu sordo e faccio un muto. Io fu scioccato e io l'invisibile. L'invisibile. Mi chiudo in la stanza e non mi faccio vedere più. E il mangiare mi viene portato in camera. Da un vecchio servitore? No, una giovane cameriera. Ah. Angelina, ma perché? No, così. Angelina. Vado a vista per tappare la gelosia. Angelina, già sto esasperato. Ma perché? Perché tu devi presentarsi a me come un povero studente quando? Questo significa ingannare. Angelina, per togliermi di dosso un po' la puzza del denaro, della ricchezza e per non essere guardato con antipatia roieriera. E che fai, quando mi tacchia? Angelina, non fa così. E dai, è successo mai! Ma tu vai, che è successo? Sto per diventare ricca anch'io! Angelina, per un momento di pazzia! Ma sto pazziando, ti dico sul serio! Angelì, auguri! Oggi sono avuta notizie, che bella cosa! Aspetta, dai che pagamento un po' fuoco, va bene? Ma cos'è? Io sento dire auguri! E ti vedo di una certa maniera, Angelina. Vittorio, sta arrivando mio zio dall'America. Poi è andato alla stazione. Tuo zio dall'America? Sì. E siccome è arcimilionario e non tiene figli, io sono l'unica erede. E chi c'è dall'America? Questo scende dal paradiso! Ma non è già che non portasse. Angelina, tu per me l'oro, ce l'hai nei capelli, tu i brillanti, ce l'hai in questi occhi. Angelina, chi l'è propenso sulla resistenza di papà? Ma sto zio arriva mo? Allora mo sai che faccio? Faccio una bella guapparia, prendo a papà e lo porto qua, a questi se ne arriva. Lo prendi, lo porti qua. Ma pensi lascia te? Angelina, la parola milione a casa mia è magica. Apriti sesamo e sarà per il porto rocini, il potolo dell'inverno e sarà per pure il recchio papà. Angelina, vado e corro. E io ti fa male. Io mi devo fare male. Angelina, in questo momento io volo per il cielo, sono invulnerabile. Ah, mi sono struppiata! E voi ma sta una nancia così, No, niente, stavo viaggiando per il cielo e oggi visto i stelle. Piacere mamma, mo l'uomo sta morto di fame a piese, mo mamma pensa buono. E non fa che la faccia, fammi un sorriso, queste tre cose. Mamma mi contiene, mamma mi denaro ci può. Invece sa che già fa. Sono giù, vasci la gira, racconta tutto quanto. Ah, che soddisfazione. Permessa, come hai portato dei fiori? Pensate che non teniva la capo. E grazie. È arrivato? Non ancora. Meno male, ci ho fatto tanti fatica. Ma non smanna hai portato. E beh, l'amicizia non si vede. Ah, ci spiegavo come sono trovato cavaliere. Grazie. Che sono i fiori blu, ma sai che cos'è, Michela? A me queste cose mi commuovono. Vieni a casa mamma, vieni a casa, vedi come mi sbattuto? Perché stai solo per pirare alla mamma, che non ci sta pure l'affezione,
io l'agio sempre voluto bene a sto carattere mio, sono sempre stata affezionata. Una bella macchinetta di caffè forte forte. Pure un caffè, poi. Mamma mia. Ma è vero stessa. Faccio pensare che a voi, po', non tenevo la capa. L'agio portato pure servizi buoni, di porcellana. Grazie. E io faccio portare una bella bandiera di pastarella. Pure. Vabbè, però non ci perdiamo chiacchiere, organizziamo questi festeggiamenti. Facitemi a me che io sono il numero 1. Dunque, i vari. Qua, a sinistra della porta, in prima linea. La vita di una battaglia. Ho detto i parenti. Sono Capomarello. Voi mai da fame, mai da sta zitta. Poi, in secondo piano. Come? Ma sai, un secondo piano? Come vediamo? Maledetti ignoranza! Ma chi mi ha mandato a me? In secondo piano, mamma mia! Ecco, mettete un po' di vedere. E non vi puoi tacca. Io mi mettevo all'estero della porta, i 2 bottiglie di spumante mano. E appena arriva vostro cognato di che viva! Come si chiama vostro cognato? Cesarino si chiama. Viva Cesarino! E voi tutti quanti appresso a me. Evviva, sbattite in mano, Ma che fa? Sorre? E adesso fiore è spartita via due però come tanta ancellare. Sì, ma pare il mio guaglione l'ha preso e mi rinnuva scovato. Dai mamma, te. Senti un'automobile che sta venendo! Mamma. Non vi morite. Sei fermata! Fermi! Uscite su che la capa fuori, prendete chi è? Siamo pronti? Viva, non c'è Sarina, viva, spazziti in mano, Pronti? Pronti? Sì, sono andato, viva la Cesarina! Viva la Cesarina! Arrivederci, Cicillo! Cicillo, latemi una seggia, facete passare. La seggia proprio. Si viene qua, che è successo, che salva? Si va. Hai calato la voce che tengo, ma forse non posso andiamo via. Don Cicillo sta venendo da buio. Cicci che è stato? Non c'è, Cesarino non è venuto. Ma tu che caspita dici? Mo il treno è arrivato. Un treno sì, disse no. Poveri soldi miei. Poveri 500 lire. E io non dico cavalli. Ma io che faccio? Ti caraccia, sono sempre stata una razza. Non c'è, non è il momento di iniziare, mo. Specialmente un frate poi. Io non l'ho mai potuto aprire a che la faccia verde. E mi ha già di pazienza. Gli altri vengono tutti quanti perché mi ha già fatto una schiattata a chiave. Cicillo, scusate, sapete come quelle 500 lire? Sono due cavalieri. Poi cane, ci mancano solo 2 soldi, un tassi e per un cappuccino che mi sono piato alla stazione. Un Cicci, non ve la vita male, ma che li soldi miei? Ci capito? Aspetta. Vabbè, vedi che siamo in posto, che non servono più. Si fanno rompere. Andiamo, Maria, pensate il patato nostro. Scusate, Don Cicci, io visto non servono più. Non è poco. Mannaggia il patato, mannaggia. Cicci non vi abiliti. Pensate che ci sono guai peggiori. Solo alla morte non c'è rimedio. Ti vanno a vissuto a stare in la miseria. E te ne che la bella moglie era la vicina. Qui te ne dà donna Concetta. Che è stato? Maddalena del giudice. E chi è? Vostra moglie? La mia moglie, fu mia moglie. Donna dolce, cara, affezionata, moglie esemplare, scomparsa a 18 dicembre. È sempre scritto nel mio cuore indelebilmente. Solo lasciasti questo uomo sulla terra solo e sconzolato. Non Gennari, ma non mi pare che già stiamo abbastanza finiti. E vabbè, mia cugina, io facevo un strammatizzano ma uomo. E vabbè, io me ne vado, perché come posso imparare con un cavaliere. Arrivederci. Arrivederci, oggi
Che sa, di Maddalena del Giudice? Oh, sfumato, tanto quando mi serve più la voce. Fatemi bene. Ah, e finalmente siamo rimasti Padre, Figliolo e Spirito Santo. Amen, ma ce l'avesse. Che disastro! Che disastro! E io come faccio? Angelino, ti ci metti pure tu. È la squadra! La squadra! Ma come c'è su scuola? Ah, per ragione, Cicci. Ma mo che ti credi che non stanno rendendo tutto quanto in coppia in spalle no? Ma che hanno detto? Ma che si credono forse? Dai, non mangi più. Angelina, mamma, ha preparato un capretto e mette a tavola. Ah, mannaggia avrebbe. Ah, facci tutto quello che non mi possono avere. E si può cruni non deve che mangiare. Si va pure accomodare. Perché modestamente Concetta Tramontano, quando si mette a tavola, può da mangiare tutto il quartiere. Io sono panzacchino! Sono panzacchino! Ah! Mi sono saziato! Chiada a te! Chiada a te! Io quando mi innervosisco non mi viene più fame! Ci siamo a parlare! E stiamoci zitti! E stiamoci zitti! Porta aperta, ingresso libero, la sanno. La Filippo, e che bella sorpresa. Sì, c'è sta la Filippo. La figlia, sorella, come mai state qua? Non c'è la sora, mio marito da non picchia. Che tene? Un picchia in bacchia, che la signora è rimbetta, capisci? Ah, un bicchiere in bacchia. La signorina in becco. Ci capita, sora, ci capita. Aveva una malattia, non sai? La figlia tu non puoi sciupare stai. Ma chi? Cicci, quando mai? Ma passa proprio da come si dice? Lontano dagli occhi, lontano dal cuore. Ora mangiano tre, mangiano pure quattro. Angela è stata a casa e sono venuto qua. Sta bene! Ma ti spiace perché? No, assolutamente. Ho fatto bene. Benissimo! Uè, c'è 30 kg di sgraziati. Ma che da dire? Io tengo una famiglia alle spalle, tengo una sorella che mi può dar mangiare a me e mia figlia. Che deve essere? Uè, quel morto di fame che si è permesso di fare. Che ha fatto? Che ha fatto da battuta? Chi batteva a me? Uè, quello mi voleva dare i soldi, vuole che mi fa buttare qua, ma tu hai capito? E scommettendo a pagare sorella che tu ne sei pigliata. Ma quando mai? Io gli ho detto muore e fame. Ma che ti credi che vado in una casa strana? Quella è mia sorella, si è offesa. Si capisce la figlia, ma fosse offesa assai. Sarebbe stata proprio una schifezza. Io ci via dei soldi. Ce l'ha geminato buono. Heinz. E poi mancava io, ce l'ho lasciato. Perché ho bene la figlia. L'ha da perdere. E vabbè, la figlia non fa così, anche me tacchiamo, ma voglio bene la storia. No, ci sta no, mamma. Io mi ci ho fatto poche vita buona a sicurezza. Tanto, dove mangiano qua, mangiano pure cibo. Mo passa la vacca, tu c'è. Ma è che sta vogliona vede che non parla, che non dice niente. Non lo so, la figlia che buona. Ma quando mai sta così per dire un padre, ma che le parla? Dice. Proprio per questo credo che a Guaglione, lontano da un padre, non si finisce. Sì, secondo me c'ha la lista puttanata volta tuo padre. Ma chi? Ma io questo mi mamma, questo mi padre, questo mi tutto. Il basso che mangi e non parlo più. Capite Cicci? Come bellezza! Basta che mangia! Hai capito? Tu c'è? Mo passa la vacca. Ma che è sta vacca? Ma che da nulla? Niente, la figlia che le tiene un'amica vaccare, ogni tanto si fa una parte della carta. Sì, però io non mi voglio stare con le mani in mano qua, che io sono venuto a parlare, lei già tu. Io mica vai a servire pure a me, che c'è da fare? Poi Cicci, io per le fritture sono speciale. Le fritture? No, la
Chi le cicini in frittura ne può mangiare, vero? Cicini fanno male? Sì. Tengo pochi dolore a carne e posso mangiare. Ma dispiace, perché a caurare la vita mix perlomeno. No, ancora hai una mettere, mo ci domandiamo. Perché io mangio mantenere poco leggero, capi? Molto leggero mi mantengo. Ma tu, con c'è per casa, hai visto mi sa caurare troppo fuoco? Hai visto picciare sotto la caurare? Sora mia non ancora. Allora ci sto io qua, ma va capiccio. No, aspetta un momento, allora aspetta. Come simpatico, Cicci, te la fame! Con c'è te la fame e mo passa la vacca. Hai capito? Mo passa la vacca, mamma, ti prendi un bel bicchiere di latte fresco. O latte. A me o latte non mi piace. Mangiamo già! Avrete con me, mi avrete, non c'è, questo si scende circa piatta così. E casa buona, solo, non non sono in Italia, avresti portato dove? Solo che ci manca, passiamo a posto, la fine. E vabbè, allora che faccio? Guardi giù fuoco, no? No, aspetta un momento, fammi pensare. Ma scusate, magari da pensare, io non ho capito. Fammi pensare. Io mo vi saccio sì. Mi saccio, mo voleste fare chissà che cosa, voleste preparare. Voglio, voleste fare. Le cose che nemmeno te le immagini, cose dell'altro mondo. No, perché se poi mi mettete in cerimonia, io me ne vado. No, Filippo. Tu mo e a staccare, lui che cosa abbiamo preparato? No, non hai detto niente, Cicillo, io mi mangio quello che ti mangi tu. Niente. Agitrit. No, volevo dire niente di più ti puoi mangiare. Ma non volete che ho cominciato una volta? Se sapevo non ci venivo proprio. No, lui a roba ci fossimo offesi. E allora mo sai che fare? Piccio fuoco. No, aspetta, sora, aspetta. Lascia crescere bella Lucia, la fame è segno di salute, vedi come sono belli salutini. Ma io Angelino non la vedo, ma dove stai? Sabato le facevamo un po' caca. Bella salute, va? Mo sai che faccio? Faccio una bella sorpresa pure a Angelino, che siamo venuti a casa. Sai come sarà contenta? Sai che zumba che fa? Contentissimi, ci vediamo dopo. Vieni mamma, vieni. Cicci, come si fa? Non c'è, come si fa? Ci sta un'unica soluzione, vai, vieni là e dici tutto quello che stiamo passando. Ma sei pazzo, ma che figura mi fa cosa? Ma partiamo proprio. Allora c'è, non ci sta altra soluzione. Vai, vieni, un bacchetto mi vorrei la signora Sperandetta e io ho portato un Cicillo un vignatura all'anno. E credi pure che questa è l'unica soluzione, Cicci? Ma tu vai a preparare un pacchio? Permesso? Donna Armanduccio nostro! Ma che? Ma io non so come... No, niente, quella è venuta a trovarci mia cognata insieme alla figlia e poi ci stavamo preparando per sederci a tavola. Si dice a tavola, bravo! Ma che è, E Cattès? Ma sono appiccicato con papà, capite? E io faccio amore con questa coglione, ripetta pure, man! E siccome essa non vuole, mi ha cacciato di casa e pur senza uno soldo in conto, mannaggia. E la vita Cicci? Oggi capito, come non ci capito? Ma io non mi sono capoluto, No signore, come si dice? A carcere la malattia per gli amici. A domattina mangiano pure sei, e sono venuto qua. Bravi, che piacere! E dici, non c'è! Vieni pure a mangiare a casa, sai che tavolate che facciamo oggi, Aspettate, io voglio ancora mangiare a dice. Dammi ancora un me! Dice! Sono venuto qua, proprio in ribetta per fare un rispetto a papà, però guardate, che io sono un po' cammussato pure con la maglione. Armando, ma tu spiegami una cosa, ma perché ti appiccico con tutto quanto? La calamina è buona! E poi sono pure un po' che non
Però non voglio la soddisfazione a esse che sono venuto a casa. Certamente, il fa brutto. Se fossero a te, ma niente. Ma me ne va. Cicci se ne va allora. E allora? Quello che vi voglio pregare, che sia vogliono trarsi il cardino, me ne va. Ma tu che lo sai sempre che ti invitate, certo, che la compagna Angelina trase 10 ogni capito. Io me ne vago fin de me. Faccia vedere che non voglio restare che me ne voglio. E allora, che facite? Sì, mi state buono, Armando. No, cassa la vita vostra. Voi mi dovete pregare, sì, pregarmi, assai. Capite, non c'è, lui può fare stacca a mangiare. Ma pregare. Pregare. Allora, voi avete capito bene. Benissimo. Ma questo fa una brutta figura proprio a me! Non ti preoccupare, chi non mi metti c'è tagli da tuo lato e sta buffando proprio le mazzate. Certo, Armando che ti fa rimanere, Pregate, insistete. Vabbè, per favore. Sì. Anna con c'è? C'è stessa mia sorella accanto? No, non ha visto. Che guai, Anna con c'è? Che le si riasciuta e mi ha fatto bruciare tutto il potato e coppo il fuoco. E ma abilità del patata. Per forza, che lei è una caravoletta. Mannaggia, mi dico a me. E che non l'ha fatto? Pagatta, ci deve pagare. Ma statene poco zitta. Casole uno ci volete salvare. Voi avete fatto pure il patanello attorno a Gabriele. Ma arriverà tu sicura. Ma che già dice, figlia mia? A me mi dispiace, ma già vengo invitato. Già siamo 6. E appunto, come si dice, a domani 6. Mangiano pure 7. E pure 9. 9. Ma mo, figlia mia, Accettate. Che cosa? È buono, facetela venire. Ma perché? Così, io, a 7 la sorella e faccio pace con la paglione. Sì, e chiama una cucciera e non decide che no. Quella è la prima scialaccona. E vabbè, figlio. Bene, benissimo. Sì. Che sta? Non c'è, vai ringa, che vicino un pacchetto della signora Sperandei, mettici pure in camisa, che quello ci vuole a casa sera. Insomma, andate. Scusate, me tengo un servizio a fare la partita, ma se potete venire. Antonietta, tu hai visto? Come non ci visto? Avilo con Cicci, state buono, ma la vacca! State buono, Armando! E che fai? Mi eri scordato, scusami. È pregato. No, Arma, dove vai? Ti sei scordato, tu hai mangiato a con noi. È pregato, ma... Ma allora mi sa a posto tutte cose. Ti prego, Arma. Mi raccomando. Ti prego, Arma, adesso a mangiare a con noi. Oggi ci io me ne vacco. No, Arma, rimane. Oggi ci. Ma io managgia io per forza. Dico sul serio. Ma non è per che cosa. Ma io managgia io. Ma veramente sta dicendo sul serio? Insistenti. Armanduccio! Santo Armando! Non ti vieni, ma non mangiare con noi! E va bene, ma se proprio, insistete veramente così tanto, io accetto, sì, grazie Armando, ci ha fatto pure un favore, non c'è, mettici pure il tempo! E arriverà tenuto a pagare e torna. Apparicato, che cavallo è grosso! È grossa! È grossa, assai! Non c'è! Mettici pure che la detente, che cavallo è grossa! Oggi ci state qua! Ora non va a venire Don Nicola con figli! Che bene, non mangiamo pure loro qua! Non a mangiare qua! No, Chi sta come un pazzo? Ma vieni qua, ce ne caccia tutto quanto, prima a me poi a voi. Si fosse che la bella mamma rovo Carmine. Buongiorno. E che vi dicevi? Tanta bella gente per aspettare questo zio favoloso. Vedo. Cavaliere illustrissimo, buongiorno. È un onore avervi in casa mia. Sapete, adesso stavamo organizzando un pranzo tra amici, parenti e siete capitato proprio adesso. Vedo, fate dei grandi banchetti. Sì. Ma perché non restiamo a pranzo pure noi? Che cosa? Pure noi! Non c'è! Niente, c'è tutte cose, capisci? Tutte che mettici tutte cose!
qua che è pronto. Oh, cavaliere. Buongiorno, cavaliere. Buongiorno. Ma venite che si manca faccio la terra, madonna mia bella. Che sta? Che sta? Ho capito un bagnatore. Una banana seco. Urutta terra, mamma mia. Ma è un parente, qualche cosa? È amico, un carissimo amico nostro. Non c'è, parla, sta facendo come a un Dalle qua! Cicci, e come facci? Senza non capire nulla! Non c'è! Hai picciato a fuoco! Ma picci non te a casa! No, volevo dire appicci nel senso, appicci tutti i lampadari, i lampieri, in onore del cavaliere che ci è venuto a trovare. Oh Cicci, ci stanno il signore e la signorina. Viene cercando a voi casa per casa. A me, fossi calcolato che può venire a mangiare qua. Ma Maddalena, dalle qua, guarda pure, Maddalena. Ma ci salì? Non c'è, ci salì, ma venuto! Ci sei? Lasciamo, siamo buono, ci sei? Evviva da chiesa io! Ci sei, guarda Thank you a tutto qua. Ma concetto dove sta? Sempre bella, l'ha venuta a fuganare Rumi. Angelina, mamma, vieni qua, vieni a salutare. Sì, Ma sta guaglione è figlia tua? E come va che te non la faccia così intelligente? Quello mio fratello è sempre un tipo pazziaria, lei. Cicci, vedi Parigi, per la partita. No, Cicci, sta valigia non l'ha dato a nessuno, sono personalissime. Ci sarà di dopo. Sì. Ma io mo a te da già fa una tagliatina d'orecchia. Ma com'è? Io vengo alla tassazione dall'America e non mi viene a pigliare. Cesare, io non so più. Quando andacci visti scendere, si pensa scrucciato le cosce. Mo, un attimo d'attenzione, ma voglio presentare a Miss Rosy, la segretaria mia. Che domani? Buongiorno. Che se un po' di tempo resta qua con noi, Cicci, eravamo a dormire. Non capisco, ne faccio. Io poi, giustamente, sono venuto alla stazione, non ho visto nessuno. Che dovevo fare? Ma ci mi ha messo Rosy sotto braccio. Una valigia io e una valigia essa. Per cadavere, molte stanchezze sono venuto qua. Aspetta, Cesare, fammi capire buono. Tu hai piato i valigie, tu e Mr. Rosinato. E siete venuta per la stazione K. Non più venuto assi, scusa. Ma prendere tassi senza conoscere nessuno, senza dollari. Come avete detto, Miss, scusate. Lui, appena arrivato, vuole pignorare i miei oggetti per fare qualcosa di solito. Ma io direi no, meglio a piedi che pignorare. Cicci! Cucci, aspetta. Senti, Cesaria, noi volevamo sapere se è portata... Ha già portato, Cicci, ha già portato! Cicci, ha già portato una fama mai vista! E ci sta messa Rosy, che manco scherzare! Per forza, dopo aver camminato tanto a piedi. Cicci! Cucci, aspetta. Cicci, ma tu hai preparato il pranzo? No, è pronto, quando si mangia? No, Cicci, noi volevamo sapere però... Aspetta, tu fumi? Sì, fumo. Dammi una sigaretta. Dammi qua, Cicci, non ti preoccupare. Che bella cosa, Cicci. Sono 3 giorni che non fumo. Tu sai, prima l'aereo, poi il treno, 3 giorni che non fumo. E Cirino? Pure i Cirino. E che ha detto la miss? Senza conoscere nessuno, senza dollari, Cicci. Allora non ci capite pure. Cicci, tu mi permetterai che facciano un po' che io padrone della casa, no? E voglio che tutte queste brave amiche che mi hanno aspettato
Restano a pranzo con noi. Anzi, Cicci, sai che può fare? Ci porta la trattoria, Cicci, da se cosa mi devo far fare? Non mi devo ostacolare. Perché a me la gente picchia, non mi è mai piaciuto, Poi ci avevo fatto, Cicci. Oggi ho sofferto tanto miseria dall'America. Cicci! Non ce l'aspetta. Cicci, ma tu ci porta o non ci porta sta trattoria, no? A questo punto credo di aver capito la situazione. Qua siamo di troppo, diamo fastidio. E poi... per me si è fatto troppo tardi. Devo andare a casa a prepararmi, a vestirmi, a profumarmi. Ho un appuntamento tra signori. Cicci, ma chi è il suo signore? Chi sei Don Nicolo, padrone di casa? Papà, almeno una volta. Sii un po' comprensibile. Mostrati generoso. Generoso? Sì. Va bene, lo farò. Brava gente. Vi posso sempre parlare di pranzo, di trattorie. Penso che l'appetito, la fame sia molta. Posso rendere omaggio io a questo emigrante? Pago io? Come no? Grazie, siete gentili, bravo. Don Gennarino, Dite, cavaliere. portate a Don Coso qua, a Don Cicillo e a tutti i tuoi signori. A tutti quanti? Tutti quanti, a una trattoria che vorranno. Fateli mangiare abbondantemente e mettete tutto sul mio conto. La cosa più importante, cavaliere. Papà! E non è forse generosità questa? Non proprio. Andate, Don Gennarino, fa come io dico. Va bene, cavaliere. Scusate, cavaliere, ma io non ho capito, no? Voi invitate tutti noi a mangiare e non vi settate a tavola insieme a noi. Non ho detto, non ho tempo, non posso. E allora non date retta, cavaliere. La prossima volta, per questa volta, ci pensa mio fratello Cicillo, cavaliere, dato che ho capito la situazione, fate una cosa. Quando tenete tempo e siete liberi, vi lavate, vi vestite, vi profumate, no? E ci venite ad onorare. E noi ci facciamo trovare tutti quanti qua con l'abito blu e con un pennacchio in capo. Iate cavalieri, no, ci sta tutti. No, ci sta sì signora, ma ben vaglia secchio, ma hanno fatto che la vita è una vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là. Ti avevo detto dal primo appuntamento e non portavo nessuna presa a te. E invece mono frate, una sorella, una nipote, solo non stai una volta, scimba sempre a tre. E mi hai promesso domani, chi lo sa, vengo soltanto con mamma. Io mamma che tu, passiamo per tu da noi annanzi mamma da rete. Io mamma che tu, sempre triste, così pazza, chi sta bene, pure viaggi nozze. Andiamo cinema a ballare, ci cerchiamo, ci aspettiamo, un mano carabiniere che la pena ci afferrà. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Io mamma di tu, io mamma di tu. Fatta grazia, la mattina nulla fatta i zanni, tenevo l'occhio frevo, pareva che scattava, io quasi mi credeva, lasci solo con te. Non vede voce però tu e mamma, la piccerella ti faccio accompagnare. Io sono che tu, chiamo parrocchia d'amore, un cuppetto con spumone, che la costa in più, parli guarda sta giornata. Da villa ci hanno fatta foto. Uo pallone, uo papà, non soffrire cammina. Guarda esso, guarda mare, sto pensando ci amena. Ma innamorata, sono rassegnata, non reagisco più. Mamma del sora di
mamma tesoro di tu. Chiamacino a ballare, si cercammo ci sbagliare, un mano carabiniere che la vena ci afferrà. Mamma te, suora di tu, padre te, frate di tu, nonna te, zita te, padre te, frate te, mamma te, suora di tu. Grazie. No, sto vascio non è vascio, è una reggia, mezza reggia. Sì signora vade mastraccia, sì signora mamma in baglia seccia, ma ne fatta che la vita che era vera meraviglia, capisci sbaglia è nata là. Senti, Pungia, andiamo a parlare da parte, facciamo un rumbi ancora. No, ora finito in Santa Città e poi da parte. E a dove? Casa tutta la casa occupata al dormitorio pubblico. Ah, i tempi tutto l'osso rotto perché c'è avuto un terra vissuto e poi. E mi dispiace che poi sono capitato pure qua. Ah, ma che c'entra tu? Anzi, mi ha scusato se a Luce l'ha fatto a dormire a dove si rimpetta. Ah, Cristoforo Colombo. Zitto. Cristoforo Colombo. Ma dai. A me pare che chiama Cristo. Io c'è su Colombo. E sarà lo Spirito Santo, ma che mi sa, c'era Filippo. Cicci, dai, la Filippo, chi se ne ne causa? Pare che fumi sopra. La stiamo ruminata pochi, lascia stare. No, la Filippo, mi sa asciugata. Di tutti mi sono confidato. Sora mi ha diritto tutti i fatti miei. Chi sono guaiati? Chi ha da farò fra due e l'ha da rimandare, siamo buttati su. Ah, senta so, tu non lo vuoi ammettere, ma secondo me chi lo frate, paziente partente, paziente tu no. Non si è mai uscito come si fa a Filippo, gli ordinari pure un pranzo e un trattore su mannare, sapendo che è ritornato il frate Rame e mo più parla a chi sarà Filippo, no, chi si sono data tre e basta. Affonnata che sta nave, datela fuoco! Ti dico che ho fatto non è buono questo. E come si fa a Filippo? Io ti pure ho donato un pignato. Immagini il pignato il lenzuolo la signora Sperandella. Se la signora torna non trovi il lenzuolo. No, la Filippo no. No. Vuoi Cicci? Aiuto, cavaliere, non mi battite. Ah, sei tu? Puzza da sta buona 100 anni. Cioè, ma tu sai, sono un coppia di spina. Tu, e sono un coppia di giovane. Senta, tu c'è? Datemi se scedato. No, sì. Ronfa contrabbasso. E la miss? Sospira violina. Poi va chi faccia la porta e faccia una batteria, cazzuotta. Una cosa, rapre che la porta fammi pigliare un po' grazie. Sì, signore, ma va a rapire. Tu fatti una bella sciacqua di faccia e va a parlare con frate, te? Ecco qua. Pizza care! Mangiate la pizza! Non c'è. Come mai mangiasse una bella pizza oggi a 8? E più macele c'è che diavolo, frate, tra 8 giorni non ha cacciato ancora i soldi. Eppure dice pure, ma va a capire. Pure per la fine, 3 pizze. Amanti, è proprio oggi non posso. Perché non posso? Perché tu mangi e ti scordi. E ti sei scordato che la settimana scorsa già pigliamo 2 pizze oggi a 8 e non le abbiamo pagate. E stiamo facendo da pizza oggi a 16. Mamma, ma c'è cantato 3 pizze oggi a 8. Ha detto che fa la cicicilla. Cicci, tu vai, scusate, la guaglione che ne so, che tanta fatta. No. Quella da nuova verba solitaria. Secondo me è un esercito di firma, non solitaria.
Non fa niente, l'importante è che abbiamo preparato qualche piccola colazione per Cesarina e Panis. Sì signore, stanno 2 guantieri ingoppati a una cucina, va. Stanno 2 guantieri nella cucina ingoppata. E poi facete riannunciare a parte. E tu non trovi niente più, no? Ah, prima cosa, immagina spignere il zona la signora Sperandeo. Sì. Poi va a tu chianghiere a tu saluiera. Sì. Poi padrone di casa e un panettiere. Sì. Alla fine, ma tu perché sei così ostinato? Sì, ma ti pare normale. Che uno che viene all'America, che i dollari, viene a perdere la stazione fino a qua. Va buona figlia. A volte si fa pure per stramballatezze, sai, gli americani, ma per io. No, non c'è la sorte, questo si fa per disperazione. E meno male che si prende tu a me un po' di conforto, Siete partiti tutti ne manca le sigarette e ne manco i cerilli. No, non c'è mai uscire, che non è nato, devo sperare che io no, chi sti soldi la cagacciata, la da 3, non voglio sapere niente, no. Una cosa giorno, vanno a pigliare 2 brioche. Che ci fa? Vanno a pigliare 2 brioche. Tu poi ho preparato 2 guantieri per la colazione. E che ne parli spignate? Chi l'ha appena visto oppare me stai vedranno a presa? Ma come ti permetti, mi porti il pane a me? Non lo sai che io sono abituato con le brioche? Ma come ci mai mi ricordo che un pane spugnato sono mangiato e se scendeva pure certi caccavelli passa e fa sulla cucina. Una volta, ma quella adesso in America si è abituata in un'altra maniera, ma non ha più di brioche. Ma allora la buttata i soldi. E che caspita, non ne portava, non c'è quello già aperto una valigia. Ah sì! Una valigia così, piena, zappata. Di che cosa? Tutte carte di giornale. E che c'è mai con palese? Con i miei castagni. Castagni, con palese, ma che voi pensate che erano giornali così? No. Erano certi giornali di questa maniera, tutto bello, lucidi, colorati, che la faccia solo in prima pagina. E dicimi una cosa, Cici, sotto a questa fotografia su, che ci scrive scritto? Allora, ci stai... Tu ce l'hai che parla americano, che ne sai? Sentite, chi secondo me sarà ricercato? E dalla? Chissà ci sarà qualcuno in America e fiuto qua. Conce, non dire stupidaggini. Quello sicuramente in America sarà qualche pezzo importante. Là c'è sta quella cosa, come si chiama? Quella cosa che fornisce un ommino parente. La parente di zio. Brava, la figlia, i zii, la democrazia. Hanno pure un frate, non faligniamo come a me o diventare qualcuno. Vanno a pigliare 2 brioche. E dammi i soldi. Ma buon anticipo tu vuoi dire? Ma tu dici, i primi marciati onorazi. Ma il brioche ho già 8, non ne danno. Cici, ma non daresti i soldi del lenzuolo campignano? I soldi del lenzuolo, quello già soffrono. Ieri me l'ha vista buttare in da villa, ci ha detto offrire la consumazione, ci ha detto accattare sigarette. Ma chi le si è rambuppati i soldi buoni, sai? Ma io quelli si fuma delle sigarette di lusso! Senti, Concè, mo sai che fai? Mo ci va a pigliare queste 2 brioche, usare i soldi un po' la tengo e vado io. Io non mi preoccupate, mo ci va a pigliare. Grazie, Raffaele. E che mortificazione pure annanzi a sopra. Ah, Concè, ma che ti era mortificare quando a mezz'ora? Po! E gli mo quartiere che è carte di $1000. E allora sei sicuro che l'ha portata? E che caspita, non è portato a mettere in sto comando. Permesso? Buongiorno. Favorite, Don Gennari, quali comandi? Secondo voi, troppo che la sparata che facette vostro cognato, o cavaliere, stai più arrangiati di prima. Le solite ricette. Come fa? Ci rispondo. Oggi Gennari, voi lo sapete, decideci a così o cavaliere. Ma che mi dici? Tu a che la spesa non me la vai, capito? Meno male che stanno in famiglia e prima a parare. E come va se mio fratello non caccia per me i soldi? Cici, il cacillo proprio, arrapate! Perché non si esce là, mi fa brutto. Ah, ti fa brutte! Ma allora stamattina c'è per forza fuori, grazie di No. Cici, io non mi fai ricevere un chianchiere, un salumiere, un malecchiere. Io qualche giorno gli a fare ora che sto qui. Lo faccio male e basta là! Gennari! Io non sono io sono comandato! Ma che c'è seccato, voi lo dico per dire, ma prega! Va bene.
Però calma si risolve tutte cose. Voi dovete capire, quello mio fratello è abituato alla vita del gran signore, che si scende più tardi. Ecco qua, ecco le brioche. Ma che è sto campanile? Sarà portatissa all'America, la uso per chiamare i camerieri, la servitù, e sarà portata qua perché dice che ci serve quando mandate a bambini. Che si usa America? Tipo, facciamo correre alla prima che chi mi fanno da parte. Come stai emozionato, cavaliere? Dai, chi si può venire a batti? Cavaliere? Mi sono sbagliato, volevo dire Don Cicillo. Sapete come stiamo pensando come fa cavaliere? A Marina. Ma la posizione che si trova? Sa merda una croce pure più grossa. Più grossa che quella che ha già te, allora. Ma dite per me? Ma guardate che io sono mandato, io sono comandato. E chi si canta sempre la stessa canzone? Dice, vengo faccio! Ma è nervoso vostro cognato? No, sarà successo qualche cosa. Imbecille! Cretino! Ma come si permette? Vicino a io non sono io mi comando, io sono comandato! Io sono comandato! Cicci che è stata? Che le brioche non erano buone. Mamma mia, è da bello, non c'è vaga a cagnare. Che cosa? E brioche? Io la fatto un morso. E non è buono. State zitto che sta la senti? A tu con la schifezza e roba mi chiamo brioche? Ma guarda, good morning a tutti, ma del resto, dentro il quartiere dove abita tu, cosa potevo mai trovare? Cesare, ma shut up, Cicci, shut up! Che cosa? State zitti, Cicci. A modo faccio vedere io come si fanno ad arrivare brioche, fresca, dal miglior pasticcere di Napoli, Ma che fai trovare? I brioche la sottata? Ma dove sta? A dove tieni? Che cosa? O telefono, a dove sta? A dove tieni? Di giro, non mortificava, va? Cesare, non guarda che a nessuna parte. Noi il telefono non ce l'abbiamo. Che è stato? Non tieni il telefono? Ma stai parziale, Cicci? No, sto dicendo Tu non tieni il telefono e mi fai venire qua. E io come faccio? Come faccio senza il telefono? Calmato, commendatore, ci fa un telefono. Ma calmo! Che se non tiene il telefono? E io come campo? Io sono un uomo distrutto! Cesare, ma noi abbiamo cambiato tanti anni senza un telefono. Ma che c'entra? Tu sei un povero uomo, mentre io... Mentre tu? Dammi una sigaretta. Pronto. Dammi qua, e i celini? I celini già ti pigliata ieri. E non ne sapevo comprare un'altra scatola. Ma come io manco 20 anni dall'America. Se mi voglio conservare una lira all'anno, pure la comprare un'altra scatola di celini. Ma Ricky, Cesare, tu vieni da un paese in macchinetta e mancano accenti sicuri, ti si portate. Basta Cicci, basta, perché stamattina sono un poco nervoso. Io in America, quando stavo nervoso, a prima mattina, facevo un po' accaduto, no? Calmato. Canta, non ce l'hai, famiglia! Ti vengo più tardi. State buone. Cocò. Buono. Cicci, ma dimmi una cosa, ma chi è questo che sta sempre a mezzo? È una brava amica. È bravissimo. Ma perché non lo recita a metà? Così si regola pure. Ah, sì, certo, dai. Dice, parla, Cicci. Cicci, parla. Vuoi vedere che ti metti scuola lo sangue tuo? Cesare è stato il padrone di casa. Ah, sì, ecco. Ecco buono. E siccome mangia 4 masate? 4 masate? Poi, ma perché non c'è dai? Ma perché non ci do? Ma come voi state che il marito partenamenti, dice la cena, perché non c'è do? Cesare, è come c'è tu? Ah, ma perché non ne tiene?
mi caccio. Cesare, se avesse tenuta, avesse fatto ogni fine qua. Mamma mia bella! Quanto masata! Se che siamo pure a pericolo che hanno un momento nato ci buttano in mezzo a una street. A Roma? In mezzo a una street, a strada, come chiami tu? A via, Miezari, certo ci vogliono a Miezari. E io come faccio? Ma che figura ci faccio con quella messa che mi sono portato dall'America? Cesare, ma te chi dai te venire? Cicci, tu mi scrivi, io sto bene. Bene in salute però intendito. Io ho capito bene il denaro. Hai capito male? Anche perché tu mi scrivevi che concetto faceva sempre tavolo, tavolello, lasagna, capretta. Ho fatto questo concetto con capretta, ci tiene molto. Certo, a me i pievoli mi piace. Ma come si fa? Ma quindi non tiene manca una gara? Che cosa? La gara, Cicci, la gara, l'automobile, no? Chi se ne ha capito proprio niente a lungo. Cicci, ma manca una pazziella. Ma perché Cesaria si fa qualche befana? A befana. Dico una 500, una 600. Ah, Topolini! Ah no, i Topolini qua non ci stanno. Cesaria, ma no, da fuori unica. Passano certe zoccole a così. Oh mamma mia bella, frate mio, come stai inguaiato? Ma meno male che sono arrivato io, Meno male che sono arrivato io, Perché ci sei perché? Perché? Aver compagno al duo, scema la pena. Non è vero, non te niente. Hai capito? Cicci Gait. Hai detto che tengono un compagno d'uomo che è scemo e ci fa pena. Uè, ma chi sai sta con tuo compagno sul scemo qua? Date che mi faccia la valigia e me ne va grazie. Vabbè, basta Cicci, perché io devo cambiare. Ah, dai. Se voglio Cesare ci vado io. A dove vai tu? A Cagnara, che sono dollari? Ma che hai capito? Io dico cambiare di vestito. Mica posso uscire con lo stesso vestito di ieri. Ah, perché esce? Sì, devo passare per la banca. Tieni. Cicci, io già passato a banca l'acqua. E te ne solo. Cicci, voglio far provare a Messero sull'acqua ferrata. Perché in America non c'è. Poi, badate che io di pasta ne mangio poco. Pure io. Qualche contorno in più vicino alla carne mi fa piacere. Aspetta, Cesare, parlo per essa cucina. C'è, ma stuzzica l'appetito. Certo. Qualche fetta di formaggio, un po' di dolce e un po' di frutta. Poi basta con perché io mi devo mantenere leggerino. Va bene, non vi scordate di comprare lo spremuto di tomato, no? Che cosa ci dai? A spremuto di tomato, come chiami tu? A passata di pomodoro, come chiami tu? Pomarola passata. Così, È una bottiglia di latte, perché Messero il vino non lo beve, Vabbè, Cicci, io mi vado a cambiare, ci vediamo dopo. Ma chi sto veramente fa? Assassino la casa! La cuccia, lasciami stare, lasciami stare. Visto mi sta scurtacando il corpo, mi sta arroscando proprio. Ma dove essere? Io non l'avevo trovato, dove essere? Uè, che se non mi faccio trovare, perché come sono mo? Non morso in capo l'acqua. Aspetta, Puncia, stai calma. E va buono, capito? Ma mi stai cavolo e non parlo più. E non devo però. Buoni giorni. Come hai dormito? Buoni. Come stai voi? Come sta chi lo piegherevate? Io molto contenta. Voi tutti molto felici. Come ricco. Ah, già pacchessa. E che lo frega pure. Ma dove essere la lavatura? Io cercai e non avevo trovato. Ma che tu hanno lavatura? Forse devo dare una mano a lavare i panni. No, miss, vi ringrazio, ma voi avete delle mani belle, levicate, tutte curate, belle lisce. Se dovete lavare qualcosa, non vi preoccupate, qualsiasi cosa, la cucetta che non scorticate già, Puzzolento, io mattino lavare, io sciacquare. Io ti metterei la capa dentro all'acqua. Forse ha già capito che cosa vuole la missa. Perché tu parli americano? Sentite a me, missa, ma forse voi volete... È vero? E abbiamo trasmesso il ballo dell'anguilla. Ma che vuoi con me? No, io non ho male, io pesce.
Piscia! No, questo non va proprio venire con me, No, piscinola! La rana! No, piccola piscinola! Ho capito io, vuole una tinozza! Ah, dimmi, fatta questa forza che avevo vista, la tinozza! Miss, parlate con me, cosa cercate voi? Io cercare... Miss, ma lavorarci, si va a scuola! Bravo, Vasca! Ecco parola che io cercare, Vasca! Meglio che io parlare con città. No, tu come meglio che ci parla proprio? Non c'è, hai capito che sta la tua vasca in bagno? La figlia tu parla americano, in genere tu parla la prima vasca in bagno, va? Missa, questi qua, vasca non tenere, vasca non avere! Ah sì, che a te non ti capisci proprio, tu americano, non lo parli! E parlo prima. Allora, Miss, guardatemi, noi basta non avere, no. Noi quando lavare mettiamo carcavella sul fuoco, poi mettiamo acqua nel bacillo, perché noi lavare come si chiama? Lavare a pezzulli. Allora sì! Non avere vasca? No, io come fare? Tu doccia? No, Miss, io sono Cicillo, va di Tu doccia? E chi è sta doccia? No, questo va proprio venire con me, Io aver camminato lunghissimo, marciapiede. Io aver fatto molto sporcaccione. Mamma mia! Io essere andata a letto sporcacciona. Cicci, ma frate chi ci ha buttato in casa? Rinda la casa rosa e sempre mangiata pane? Hai ragione, se sempre mangiato pane e onore. Sempre pane e onore, poi ci mangiamo solo pane, solo l'onore, perché il pane sono sta mangiando a noce. Oh, ecco mia maestra. Io ho imparato tutto di vostro Parlamento. Io ho imparato tante parole napoletane. Io dire fitienti, come dire simpatiche, come dire disgraziatore. Annu, ma che fa sta mamma? Che ce l'hai da questo? Mamma, è la mazzaglia. Io mi stavo mangiando la pizza. Oh, simpatica, molto simpatica. Mi sta aspettando un momento. Cicci, vieni. Ma potesse pure qualcosa vista? Domani, vieni. Miss, scusatemi, ma voi capite proprio bene il nostro Parlamento? Sì, io capivo, io scriverò tante parole. E dicitemi una cosa, ma sapesse dicere se un fratello, il mio marito, è ricco o è tornato più pezzente, precariato e sfrantumato in quanto cappette? Non avevo capito nemmeno una parola. Che si capisce solo quello che poi? Ma come? Baviglia! Ma che dire? Ma lo vorrei subito! Bello, che significava? Io basta nuova, hai capito? Dire piano. E pienamente. E basta. E che non mi scuola? Dire ancora. Ma quel malvado è una gialluccia. Che si va basta nuova? Grandissima disgraziata. Sì, e tu sei una grande. Luce, aspettata. Oh, cara Carina, ma come siamo beautiful stamattina? Grazie. Ma che bella manella, che bello nasillo, Ma ci avrei pure i uomo, poi. Cicci, diciamo la verità, che popatella, Fa marino, va. Sì, Cesaria. Basta, io esco, A proposito, che ci vuoi? Che c'ho? Fai facendo un comodo, dai, mi piace aspettare a voi per mangiare, No, dico, quando ci vuoi giornale, sigarette, qualche paradino, no? Basteranno 25 lire, 25.000 lire, quanto vuoi? Bastano 25 sì. Sì, bastano, Ma lo vuoi dare? E che taglia, dai? Frate mio, ma allora sei proprio un guaiato, Vabbè, sciasciare la mia, saluta, andiamo. Grandissimo scornacchiato. Ma che stai dicendo? Tu geloso? No, tu non essere geloso, tu essere mio grande cornuto. Finalmente ce l'hai detto!
stata dolce, perché tu tieni la capa fresca, tu tieni la capa spaziale. Cicci, a me mi ballano certe lappe sta quadra per la capa, che tu non hai idea, Si sapesse a me che mi ballano da capa, mi raccomando, non mi fate fare da brutta figura per pranzo, Fringuolina, coccolina, andiamo, non ti piglia collera. No. Io a chi se tu gli paghi a denunciare, io non ce la faccio più. Qualche legge ha scritto c'è da assai, io la coppa la questione, io denuncia io denuncio il comandante della nave che ha portato fino a qua, io denuncio il presidente dell'America, alla fine io denuncio pure a Cristoforo Colombo! Una cosa, mille cose la nave è sopra. Ci sta saliendo tutto sangue in capa, chissà, mamma mia! C'è la nostra America, hanno una portata. Ma chi è che sta cantando? Ma forse ce l'hanno come non hanno picchiato in giro? Giuino, per favore, cagnate canzone, che è stato di papà Malauggio. America, basta lontano assai. Eccoci la spagnolare, la provenza, torni giù porti fammi quando ti fatto. Basta, ma pulite pulito, no? State facendo dire tutto masciacca. Come luce, che dice da questo? Ma vi si strano. Ecco qua amici, ma faccio una bella pubblicazione ufficiale e non se ne parli più. Edizione straordinaria. O fratello marito non tiene la potente vita, è tornato dall'America. Più morti fanno quando è partito e se ne è venuto qua. Rinda a casa nostra, non più spalloso. Ecco qua, mo sapete tutto questo. Va bene, non avvocato, come si dice? Vanno sporche, si danno in famiglia. Armando, io vanno sporchi, lavora la mattina alla sera. Io con questo mare faccio la lavannata. Come se la messa a sapere ancora qualche cosa? E poi li faccio sapere tutti quanti, va bene? Luca, urla! No, non chiusa che c'è di nuovo, me lo faccio scrivere sul biglietto da visita. Concetta Tramontano, di professione lavannara. Sposata col sottoscritto Cicillo Speranza, ma strascio dilettante e morte fame di professione. Ma questa sua sorella? Niente, Angelina, ma papà, è una sfida tra me e tua mamma a chi tiene più titolo nobiliare. Ma non facila così. Ma voi siete già andati bene, stimati. Stiamo tutta a discussione. Oddio, ma fa niente. Tenete denaro? No. E allora non volete fare? E vabbè, come si dice? Ma dove ci sta l'onore? Guarda negli occhi del Signore. E non è così, perché se un Signore in questo momento non vedesse, ma manna sta qua crudo, Nangiolino, non sanno, non piatto. Oh Cicci! Sto facendo i corsi. Su sì, non faccio la massa. Oh signore, te state a Sardegna, ma andate a San Gennaro, Ma tu frate voi sta a cacciare. Come non fine, stiamo tutti in testa. Auguri! Perché là come vi dicevo, un cavaliere. Ma posso parlare innanzi a tutto qua? E come non può parlare, tanto ormai. Parlate. Tanto ormai siete ricchi. Potevo pure appilare poco, cavaliere. Perché come vi dicevo, la situazione si è complicata. Bravo! E figuratevi che io forse perdo pure un posto. Allora voglio sperare che voi abbiate a faticare con voi, ma no! Voi non ve ne pentirete, io sono un cane fedele. Gigi, io do l'anima. Io non come lo sangue. E chi là c'è bisogno? Dai! Oggi no, lasciate la voce! Spacco! Si trinda, lasciate la voce! Amaro! Oggi no, da si trinda! Usuraio! Oh, che la voce, ma mangia sfugare! La faccio giù! Sta sotto a chi l'artiglio!
Soltanto d'oro! Cavaliere, stai aspettando! Ma perché stavo questo? Niente di meno, come un pazzo! Oh mamma mia! E voi non sapete che maledette Caite. Io non mi faccio pagare perché mi metto paura, capito no? E poi oltretutto voi avete circuito il figlio per voi che appare da casa. Ah, così hai? Sì signora, così hai. E hai pure che la vita mi ruscinata la voglione per sotto un bus, sperando che succedeva il fattaggio e stava a scusare. Angeli, ma tu che anni a fare? Non sono morta ancora? A me ci manca poco. Che volete pure i propri mo? Ma cosa è risolto tutte cose? Uè, ma tu non dici niente. Un cavaliere ti hai svelato subito. Bravo, benissimo, sì. Non sapete che faccio? Che fai, Raffi? Mi faccio una bella cosa. Mi vado da mio marito e mi faccio dei soldi. Raffi, che ne ti dà? Questo frega non mi dà, me la darà per forza mio marito. La Filippa, facciamo una cosa, vengi pure con te, No, non c'è bisogno che vieni, Ciccillo, non venire. La Filippa, io a tuo marito lo conosco bene, io è un po' nervoso, fa che ti metti in mano in culo. A me? Se non me ne so, Dio la paga! Ce la facciamo metà! Ne capisco? Scusate, sta qualcosa che non ci capito, ma vostro cognato... Ma ci dammi che si va, mettete sta fine sotto a sta cambiata. Che cosa? A calcio la malavita, che erano amici, ma basta, sono 50.000 anni, aspettate, E segnate 55.000 anni, un po' che interessa. Ma insomma, ma allora vostro cognato... Mi Non c'è, io non comprometti sicuro. Io ma fare un tentativo a tutti i Pasquali. Io non mi dà denaro con interesse. E provate. Santissimi apostoli dietro e Paolo! Non ci va ora! Non volate la pagana! Se sa, mamma mia, già da pazienza, come violento questo, mamma mia! Hai finito? E tanto non ci calmatevi, a caccia la malattia per gli amici, Non ci ma non è a carcere a malattie per negli anni. Ma vostro cognato non ha cacciato lì. E voi mi facete all'occhio che sta maniera. Io mi avevo imporre subito, mi avevo imporre. Che non ci sta niente da fare. Ma vita papà! Ma vita papà! E ma vita papà! Sporchi il mondo in divino. Chi è? Don Vittorio! Voi chiedete subito scusa. Come vi permettete di insultare questa brava gente? Questi onesti lavoratori che non servono un padrone avido come mio padre. Poi vi farò licenziare. E Don Vittorio Don Gennarino non ha colpa, Signora, vi prego, non cercate di scusarlo. Io conosco bene le macchinazioni di questo signore qua. Quello basta che lavora con mio padre. Ma guardate! Zitto! I vacci andisa prima, sapete? Ma vita papà? E ma vita papà? Quanti avete? 10? 20? 30? Miserabile, te lo do io il denaro! Ma io sono mandato! Io sono comandato! Mandato, raccogliete! Raccogliete! Raccogliete, non ce n'ha! Devo raccogliere! Raccogliete! Raccogliamo! No! Ma hai spezzato l'urito! Sì, raccogli il denaro. Che cose? Raccogli il denaro. Io? Tesoro, amore. Lo disse su su piedino. Raccogli il denaro. Cicci! Restituisci il denaro al signorino. Che cosa? Restituisci il denaro al signorino. Ma come, signore? Noi questa gesta non la possiamo accettare. Ma signora, non capisco. E dicene pure tu che non votiamo, forza. Non votiamo. Non votiamo. Ma Vittorio, noi non votiamo. Non votiamo.
vostro padre che se io avrebbe saputo che eravate veramente tutto quello che è succeduto non avrebbe mai successo. È stata colpa vostra che vi siete presentato con lo psicologico. Cicci, psicologico? Ma quando fai un gel fruttato? No, Cicci, tu ricordi un psicologico? Francisco? Certamente Consita. E va Francisco, va? Vittorio, ha ragione Consita. Voi quando siete venuto qua vi siete presentato dicendo che eravate un povero studente. Noi quando abbiamo sentito povero abbiamo detto cos'è, inseriamo un occhio, perché noi siamo proprio affezionati alla parola povero. Noi basta che sentiamo la parola povero e il nostro cuore squacchiaria, altrimenti sembra che perdiamo un'abitudine di famiglia. Sei una concetta. Voi vi state mortificando, ed è giusto così. Ma io poi vi prego di accettare questi soldi. Ma no, papù, ma per questi bei occhi che piangono. Gennaro, ti avviso. No! Sì. Non voglio dire! Non voglio dire più! Angeli! Angeli, che colpa ne ho io dell'enormità che ha fatto papà? Angeli, io sono maggiorenne. Posso pure rinunciare a tutti i soldi che te, che me ne vengo a casa assieme a te. Angeli, ti prego di accettare. E che non raccogliete più voi? Devo raccogliere. Raccogli. Ah, la devi dare la padossa, non raccogliete. Ma ti devo d'accordo una volta e poi. Vabbè, allora io me ne vado, li lascio qua a te. Spazzateli, dateli in da monnezza. E quello è il posto giusto per il denaro disonesto. Noi siamo qua, Ma qua mai ti dà la merda? A cosa trovano i soldi per te? Ma di che sono? E nessuno! Andai dritta a Munezza! Ah, Monnezza, io sono comune zaro, Cesarino, non è un momento di pazzia, stanno parlando di cose serie. Ma chi pazzea, Concia, chi pazzea? Ma come questo chiaro da luna si buttano i soldi a terra così? Poi a me mi servono, ma prego, continuate, che sono queste cose serie? Tanto siamo in famiglia, no? No, non davvero! Sono stata strana e sono andata lì! E vabbè. E voi ricordatevi che tutto quello che è successo sarà colpa vostra e pure di papà. Ma che ci fai? Io sono comandato! Ma che... mi girate tutto il CC! Non mi pagate! Non voglio niente! Sì, ma papà si diceva! Va bene! Benissimo! Non dico, è per nulla! Silenzio! Non dico, guardate, io non sono San Gennarino, io sono San Vittorio! Silenzio, zitto! Ora sto qua con mia moglie per parlare a questi signori e non posso dirvi tutto il mio cuore. Ritenetevi licenziato, sarò l'esattore di me stesso. Non dico, vi prego! State là, poi parleremo. In quanto a voi, donna Gertrude, vedete il vostro caro figlio? Con la testa abbassata, gli occhi abbassati, non osa nemmeno guardarci. Non perché abbia qualcosa da rimproverarmi, ma semmai il contrario. A questo punto una madre potrebbe anche piangere. Ma chi si trasano, non salutano a nessuno e si mettono pure a parlare. Cesari, ma che la casa allora? Va bene, ma voi parlate da solo. Gennaro, chi lo fate? Non lo parlate. Non sta bene, signor Cavaliere? Cesare, viene che non vai, basta. Signor Cavaliere? Signor Cavaliere, noi siamo onorati che ci siete venuti a trovare insieme alla signora Cavallera. Volete sta là e ci sta tutta la famiglia. Cavaliere, guardate, se vi volete accomodare, mio fratello un salotto non ce l'ha. Ho una sedia, ve la posso andare, Non vi preoccupate, sarà una visita breve. Una visita inutile. Cavaliere, ma voi avete sempre presto. Cesare, vieni qua, non indisponere poco, perché chi si parla perché la bella anima la mamma nostra. Va bene, non sto zitto. Parlate voi.
Mamma? Ma non vi siete accorto che forse sono cresciuto un poco? Una poco. Mamma, io non sono più un bambino. Ma nemmeno un pazzo! E infatti questa volta non mi farò piegare. Mamma. No, signor. Datemi la sedia. Non me l'avevo detto che serviva la sedia, no? Piano, signor, piano, buttate va bene, cavaliere, subito, cavaliere, vado! Gertrude! Scusate, signora Gertrude, volessimo un bicchiere d'acqua? Un cordiale! E che è sta roba, lo sapete? No, grazie, non voglio niente, mi è passato. Si sente bene, povera spurnacchiata. Ma come? Non deve darti cavaliere, questa è la messa maracana, abbandonata lengua. Ma che cosa mi doveva capitare? Che cosa mi deve capitare? Non ti arrabbiare, grande fedente. Non ti arrabbiare. Basta, non vorrei stare più minuti in questa casa. Nicola, ti prego. Gertrude, ma mi stai chiedendo troppo, Cavaliere, volete un assaggio pure voi? No, non mi interessa, non la voglio. Io mi reggo, io sono stato ufficiale d'artiglieria. Ah, sì, io ero cuciniere. Vittorio! Signor sì! Ma che fa? Mi metto sull'attegno, no? Voi siete stato ufficiale d'artiglieria, siete abituato a comandare. Vittorio, stai esagerando, io sono tuo padre! E io me ne fischio! Oddio! Due, cavaliere, sentatevi! Nemmeno voglio parlare più con te, me ne devo andare da questa casa! Don Dicillo, fate bene i vostri conti, fate bene i vostri calcoli, quanto intendete pagare? Mai, cavaliere! No! E allora non avete vita! Uè, ma che stai dicendo? Ma tu quando vai a chiesa? E tu quando ti stai zitto e ci fai parlare a noi? Che arrivano i soldi, c'è meno un faccio. Arrivano buoni! Sta a posto, una concetta. Ciao da Dio. Sì signore arrivano, sono arrivato. Cavaliere, adesso vi rispondo io per mio marito. Io vi pago mo, in questo preciso istante. Cavaliere, io vi pago friello magnana. Va bene, benissimo. Marina, a me sono. E voi non mi avete fatto fornire parlare. Tutto a posto, devorà, ma fra 5 giorni. Se tu bene, tu mi hai fatto fare ripetere la bocca. E allora? Cavaliere, vi dovete scusare. Io ho detto frienna magnana. Cavaliere, ma come si dice? Aspetta. Cavaliere, aspettate. Cicci, e parla un po' con tu. Grazie, cavaliere, quello... Mia moglie mi ha detto friend magnana, voi mi volete mangiare i miei friend, quello fa friend. Io sto friendo in corpo. Ma tu date i soldi. Ecco caro cavaliere, adesso sarete subito pagati, perché modestamente, caro cavaliere, Concetta Tramontana, la dignità tene, cavaliere, è grossa assai. Ci la messo. Ma tu i soldi? Oggi sì, a calcio della malattia, si vedono gli amici. Io faccio comprare nuovo, ma mo voi mai da perdonare, perdonatemi. Che è successo, Armando? Che è successo? Io per correre e per fare presto. Faccio perso i soldi a ma mo qui la cambiare la vita, papà! Pure! Per strada! Non me lo dica che si dici. Don Dicillo, donna Concetta! Ma che bava? Ci dovete scusare, ma queste sono disgrazie che capitano, Il guaglione correndo a verso i soldi in da sacca, poteva capitare a chiunque, Ma che mi fa ridere? Mi volete prendere in giro? Ma che razza di gente siete? Cavaliere, ma faccia preso subito che razza di gente siete. Che sta vostra venendo è sopra e sarete subito pagati. Rafi, Ma basta con queste buffonate! Io me ne voglio andare! Me ne voglio andare via! Sai che vi dico? Io ci rinuncio! Grazie cavaliere, grazie! State zitto! Anzi, ci rinuncio! Sai come dico? Però io non i soldi a voi! Basta cambiare da questa casa! Quando volete, dite! Non possiamo accettare, cavaliere! Ma che stai
Perché giustamente, come ha detto mia sorella, noi abbiamo una dignità. Ma quale dignità? Che non ho dei soldi miei! A rubare! Cavaliere, ma allora molto devo dare tu. E queste sono mani carrone, eh? Ma non capire quando lisciva e quando va ricchina l'hanno rosato. Ma tu lo sai quando hanno mappato i panni sporchi, hanno torciuto, hanno lavato, hanno stirato. E tu a così ti credi di mettere la commesia da Young ancora. E queste sono mariuole, eh? Ma non capire quando hanno martellato storto sopra ci stanno. Ma tu sai io in America quando a montagne di terreno ci scavate rinde in miniere? E mo fammi vedere le mani tue. Ah, guarda qua, come sono belle, lisce, profumate. Che hanno fatto queste mani, cavaliere? Che hanno fatto? Hanno acchiappato denaro, hanno spremuto, hanno conservato, che stanno fatto? Mio fratello non tiene sopra, non è cavaliere come te, ma io l'ho buttato un tesoro grosso assai. Come portate, Cesare? Come portate? Cicci, un cuore in un frate che soffre con te e per te. Sono disgraziato! Guardate cavaliere, sapete che c'è di nuovo? Per il momento questo rimane casa nostra. Poi mandateci sfratto, sequestro e poi ne parliamo. Già dovete cavaliere, vi abbiamo dato già troppa importanza. L'udienza è finita. Gli strumenti vanno pure su scopine varie. Gertrude, andiamo. Nicola, ti prego, io sono una madre, tu sai tutto. E anche io sono un padre, ma questo ha oltre ogni limite. Don Ciccino, donna Concetta, in me non c'è entusiasmo, ma rassegnazione. Noi non siamo qui per le mensilità regate, ma noi siamo qui per quella testa malata di nostro figlio. Noi siamo qui per chiedere la mano di vostra figlia Angelina. Mamma! Mamma! Sì, signora! Veramente dite? Sì, sì. Di fronte alla cocciutaggine di mio figlio ho ceduto. Signora Bella, questo è un onore troppo grande che ci date. Per noi è una gioia, è una felicità, eh! No, rifiutate. Ma state zitte! Dovete rifiutare! Ma che dici? Che per noi è una fortuna! Signora, no, la vostra domanda ci giunge inaspettata, Mio fratello prima si vuole consigliare con me. Oh, e a chi sto uccidere? Ci dovete rifiutare. Ma tu che dici? Per noi è una fortuna! Ma non dovete accettare così! Rifiutate! Ma ci state così brutto, scemo la neve! Ma sostenetevene poco, datevi importanza! E allora qui la messa importante, ci saremo a brea. Cici, lascia fare a me, Cici, tu hai fiducia in me? No! Signor Cavaliere! Cici non va a parlare che facciano le ruote. Adesso ridere? No, adesso piangere. Cavaliere, come facciamo? Allora, tanto per cominciare, no? Voi, in tutta sincerità, come la vogliamo mettere a modo? Stiamo alzando una proposta, qualcosa. Ah sì, giusto. Allora, Cavaliere, tanto per cominciare, voi, a vostro figlio, che la date? Come? Come che gli do? Gli do 2 milioni in contanti! 2 milioni! Bravissimo! Come le vuoi? Ciccia, che ci facciamo? Sai niente, Cavaliere? Sai niente? Andiamo al mastro Giovanni. Ma guardi, queste cose è l'altro mondo! 2 milioni in contanti è un appartamento, logicamente, no? Quando appartamento? Uno solo! Cavaliere, che denaro che tenete? Sai niente, Cavaliere, sai niente? Sentite, non esagerate, perché io ho ceduto, sì, ma solo perché nella tasca di quel pazzo ho trovato questa! Signor, sparate! Cosa? Voglio vedere i seccati, sparate! Ma certo che carica! Evitateci le problemi, ragazzi! Guardate, Cavaliere, il vostro stato di agitazione ci commuove, ci fate bene, ma se voi a vostra figlia non lo date,
One appartamento con telefono. Non giù, telefono. 100 milioni in contanti. Macchina. Casa per villeggiatura, io e mia nipote non ve la do. Ma è venuto veramente, sì. Ma che ci volete ricattare? In fondo questo matrimonio d'amore, non ti interessa! Pure io. Io no. Cicci, ma state zitto, Gennari, Cesarino. Ma voi di fronte a tutte queste pretese, a questa ragazza cosa gli date? Giusto, Cavaliere, giusto. Cicci, parla, tu a tua figlia che la dai? Cesarino, ma chi ti ha fatto mirare? Assassini delinquenti. A Cicci non facciamo brutte figure. Dici, tu a tua figlia che la dai? Cesarino, non tengo neanche un centesimo, né in coppa a bagno, né in coppa a posto, né di indurre dunque. E manca l'indessa, poi la carta. Cicci, ma io ti facevo scemo, ma non fino a questo punto, eh? Tu a me! Cicci, dici tu a tua figlia che la vuoi dare? E che qui. Cicci, che è que? Cicci, sei scecco, sei soldi, sei mone! Ma non ci sei di portare! Allora non la portate, Cicci! Tradumi bello! Sempre bene la combinazione della trinomia! Cesarino, ma perché non venite subito? Guarda qua mi hai fatto la faccia gialla, mi hai fatto richiare l'itterizio! Cicci, perché quando sei un morto di fame, nella vita, solo nella sventura, puoi sapere veramente chi ti vuole bene e chi no. È vero! Ma guardate che pensiero filosofico della ringa che sta dando in tutto, guardate. E allora Cicci, parla tu a tua figlia che la vuoi dare? Cesarino, facciamo un mallone, un malone. Sai, Cicci, sai. Tu che mallone? Il malone, Cicci, va che prendiamo la frutta. Sai, dice maleone. Sai, Cicci, sai. Dai, sa. 3 milioni. Ho capito, dai, Cicci, dammi qua. Concè, siedete qua. Io. E scrivi stesso tu che la vuoi dare a tua figlia, Vai. Io. Scrivi cos'è? Aspetta. Oh, mamma mia. Cicci. Vieni. Con quando si scrive? E che ne so, ci cos'è? Scriva 0. 0. Cicci, 0. Tu mi pigliate il riscio così. Tu che tutte queste 0 ma vuoi pure a me, Ma perché ci sarei 0 contro? Non c'è. No. Allora avevo ragione con c'è. E 0 contano. Ma quello che conta di più è la felicità di una figlia e la pace della famiglia. Non c'è, scrivi. Evviva la Dio! Mambo italiano, go, you make a Siciliano, all in calabrese, tutto mambo like a crazy way. Hey mambo, don't wanna tarantella, hey mambo, no more mozzarella, hey mambo, mambo italiano, try an insalata with the fish and bacala and then hey I love how you dance rumba, but take some other bites, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear. Hey mambo, mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, go Joe, chick like a Giovanni. Tell them this did you get a happy in the feet when you mambo italiano. Vogliamo
i personaggi gli interpreti: Armando, Giovanni Di Scala, Vittorio, Stefano Mazzella, Geltrude, Anna Iaccarino, Don Nicola, Franco Sasso, Miss Rosi, Daniela Scotto Di Gregorio, Cesarino, Francesco Patalano, Annuccia, Antonella Whitehead, Rafilina, Ersilia Patalano, Gennarino, Michelangelo Ferrandino, Carolina Silvestri, Antonella Alessandra Di Iorio, Maria Lucia Patalano, Angela Teresa Arcamone, Concetta Maria Trani, Ciccillo Ernesto Ferrandino, ha cantato Carolina Silvestri, direttore artistico Giuseppe Matuozzo, scenografia Umberto Canestrini, suggeritrice Anna Mattera, luci audio Francesco Rando, trucco Alessandra Scotti, assistente di quinta Maria Flora Ielasi, regia di Ernesto Di Liddo, vi ricordiamo che lo spettacolo si replicherà anche domani e dopodomani e inoltre vi vogliamo ricordare che la settimana prossima, nei giorni 12, 13 e 14, la compagnia Scacciapensieri porterà in scena lo spettacolo Non Bambinielle 3 San Giuseppe. Ha presentato Miriam Ferrandino. Allora, la prima cosa vorrei sapere com'è andata. Bene. Vi siete divertiti? Passate parola. Grazie. Questo è un gruppo meraviglioso. Siamo cresciuti assieme. Questo è un gruppo giovane. Un gruppo giovane. Giovani. Molto giovane. Incominciando da queste ragazze qui, che sono la prima volta che il palcoscenico. Pure Antonella è la prima volta. L'Antonella pure, che è la prima volta. Chi se ne parla, stai in una bicchiaia che sta sempre qua. Insomma, io sono veramente felice di aver rappresentato questo gruppo, questa commedia, e mi auguro che
domani e dopodomani ci sarà più pubblico e noi siamo felici di avervi a voi e vi ringraziamo e vi applaudiamo. Grazie, grazie mille. Grazie. Signora vade masterasce sì signora ma bella casetta ma ne parte che la vita è una vera meraviglia